Tornare all'essenziale del carisma per rispondere alla stanchezza spirituale del nostro tempo. L'esortazione del Papa a religiosi, sacerdoti e laici che ha incontrato oggi nella cattedrale di Panama. E il Papa ai giovani, il Calvario di Gesù continua oggi nell'indifferenza della società. Oltre 400.000 ragazzi hanno partecipato alla Via Crucis a Panama. Non c'è giustizia senza misericordia. Il filo conduttore della veglia ecumenica tenutasi a San Giovanni Battista a Chiavari a conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Varata al cantiere navale Fincantieri di Riva Trigoso la nona FREMM Spartacos Kergat. Si conferma il buon momento di lavoro per lo stabilimento rivano. A 3 anni di distanza ancora oscura la verità sulla tragica fine di Giulio Regeni. Anche a Chiavari fiaccolata e conferenza sui diritti umani violati con Domenico Quirico. 2 nuovi acquisti per la Virtus Entella, il difensore Migliorelli e il centrocampista Iocolano. Con questi rinforzi i biancocelesti si preparano a ricevere il Cuneo domani al Comunale. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. C'è un nuovo straordinario pezzo del viaggio del Papa a Panama in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù che vi raccontiamo questa sera in apertura del nostro telegiornale. È l'omelia pronunciata durante la messa celebrata nella cattedrale basilica di Santa Maria la Antigua, dove il Papa ha consacrato il nuovo altare dopo un lungo tempo di restauro. Sede episcopale dell'Arcidiocesi di Panama, la cattedrale custodisce l'immagine di Santa Maria la Antigua, patrona di Panama. Qui Francesco ha pronunciato un'intensa riflessione dedicata ai laici impegnati nei movimenti ecclesiali, ma anche ai sacerdoti, ai religiosi e ai consacrati. Sentiamo. È una immagine tratta dal Vangelo di Giovanni, la prospettiva da cui è scaturita l'omelia di Papa Francesco durante la messa con i sacerdoti, i consacrati e gli appartenenti ai movimenti laicali nella cattedrale basilica di Santa Maria la Antigua, nel cuore della Giornata Mondiale della Gioventù. L'immagine è quella di Gesù affaticato per il viaggio che sedeva presso il pozzo. Di qui una riflessione dedicata alla stanchezza nel cammino che spesso accade ai sacerdoti e ai laici, ma anche ai consacrati e ai religiosi. Le lunghe ore di lavoro che lasciano poco tempo per mangiare, riposare e stare in famiglia, fino a tossiche condizioni lavorative e affettive che portano allo sfinimento e logorano il cuore. Sono tutte situazioni in cui si sente la necessità urgente di trovare un pozzo che possa placare e saziare la sete e la stanchezza. Ma c'è una stanchezza, ha aggiunto il Papa, che nasce quando la realtà ci prende a schiaffi e mette in dubbio le forze, le risorse e la praticabilità della missione in questo mondo. È una stanchezza della speranza, che apre la strada ad un grigio pragmatismo e dà spazio a quella che Francesco ha chiamato una delle peggiori eresie possibili della nostra epoca. Pensare, cioè, che il Signore e le nostre comunità non hanno nulla da dire né da dare in questo nuovo mondo in gestazione. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dice «dammi da bere» ed è quello che chiede anche a noi di dire, ha spiegato il Papa, per tornare al pozzo fondante del primo amore. Quando Gesù è passato per la nostra strada, ci ha guardato con misericordia, ci ha chiesto di seguirlo. Dammi da bere significa avere il coraggio di lasciarsi purificare e di recuperare la parte più autentica dei nostri carismi originari e vedere in quali modalità si possano esprimere oggi. Significa riconoscersi bisognosi che lo Spirito ci trasformi in uomini e donne memori di un passaggio, il passaggio salvifico di Dio, e fiduciosi che come ha fatto ieri così continuerà a fare domani. Andare alla radice ci aiuta senza dubbio a vivere adeguatamente il presente, senza paura. È necessario vivere senza paura rispondendo alla vita con la passione di essere impegnati con la storia, immersi nelle cose, una passione da innamorato. E facciamo un passo indietro. Nel campo Santa Maria l'Antigua si è svolta la Via Crucis con oltre 400.000 giovani della 34esima Giornata Mondiale della Gioventù. Il Papa nel suo intervento ha sottolineato che il cammino di solitudine e dolore del Figlio di Dio continua ai nostri giorni, in tanti volti che soffrono per l'indifferenza soddisfatta e anestetizzante della nostra società. I ragazzi hanno pregato tra l'altro per l'ecumenismo, per i migranti e i rifugiati, per la pace e la riconciliazione e per l'ecologia. Il servizio di Radio Vaticana. Impariamo a stare ai piedi della croce come Maria, soprattutto dinanzi ai drammi del nostro tempo, non con un cuore blindato e chiuso, ma con un cuore che sappia accompagnare, che conosca la tenerezza.
è l'esortazione che Papa Francesco pronuncia durante la Via Crucis con i giovani della 34esima giornata mondiale della gioventù. Nell'abbraccio tra terra e mare della cinta costiera di Panama rivive il calvario del Figlio di Dio, un dolore che si prolunga fino ai nostri giorni e assume le sembianze dei migranti costretti ad abbandonare la propria terra, delle donne spogliate della propria dignità, dei giovani privati di sogni e speranza, tutto nell'indifferenza soddisfatta e anestetizzante della nostra società. Papa Bergoglio condanna la cultura del bullismo, delle molestie, dell'intimidazione e rimarca che la Chiesa vuole favorire una cultura capace di accogliere, che non identifichi ogni migrante come portatore di male sociale. Padre, come Maria vogliamo essere Chiesa che favorisce una cultura capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Che non stigmatizzi e meno ancora generalizzi con la più assurda e irresponsabile condanna di identificare ogni migrante come portatore di male sociale. Da lei vogliamo imparare a stare in piedi accanto alla croce, non con cuore blindato e chiuso, ma con un cuore che sappia accompagnare, che conosca la tenerezza e la devozione. Un cuore che sia esperto di pietà, trattando con rispetto, delicatezza e comprensione. E la Via Crucis con i giovani ha concluso una giornata intensa e profonda di significati nel programma della GMG di Panama. Nel pomeriggio il Papa aveva incontrato i giovani detenuti nel carcere minorile di Las Garzas di Pacora. Dopo l'omelia Francesco ha confessato 5 giovani. Vediamo. Per la prima volta la tradizionale liturgia penitenziale delle giornate mondiali della gioventù si è celebrata in un carcere. L'abbraccio del Papa ai giovani detenuti nel penitenziario minorile di Pacora si è aperto tra un intreccio di sguardi. Lo sguardo paterno ed affettuoso di Francesco si è incrociato con quelli emozionati dei giovani privati della libertà, ma non della speranza. Al grigio cupo del carcere e alle ombre che si allungano dal passato si è sovrapposta una nuova luce, quella della riconciliazione. Tutto il Vangelo, ha sottolineato Francesco nell'omelia, è segnato dallo sguardo che nasce dal cuore di Dio. Dio non abbandona mai, è quello del Signore, ha spiegato il Papa, è un amore che si fa carico della complessità della vita e di ogni situazione. Francesco ha sottolineato infine che alla mormorazione e alla condanna bisogna contrapporre le vie dell'inclusione e dell'integrazione. Una società si ammala quando non è capace di far festa per la trasformazione dei suoi figli. Una comunità si ammala quando vive della mormorazione che schiaccia e condanna senza sensibilità. Una società è feconda quando sa generare dinamiche capaci di includere e di integrare, di farsi carico e lottare per creare opportunità e alternative che diano nuove possibilità ai suoi figli. Quando si occupa di creare futuro con comunità, educazione e lavoro. E trabajo. E la 34esima giornata mondiale della gioventù si appresta a vivere i momenti conclusivi. Questa notte, intorno a mezzanotte 10 ora italiana, al campo Juan Pablo II si terrà la veglia dei giovani. Alle 13:30, sempre al campo Juan Pablo II, si terrà la Santa Messa conclusiva della GMG, in cui il Papa annuncerà il luogo e la data del prossimo appuntamento mondiale. Alle 16:45 Francesco visiterà la casa Hogar del Buen Samaritano, dove presiderà la recita dell'Angelus domenicale. Alle 22:10 allo stadio Rommel Fernandez l'ultimo incontro con i volontari della GMG, quindi l'imbarco all'aeroporto internazionale di Tocumen è previsto intorno alla mezzanotte con la cerimonia di congedo. Tutti questi appuntamenti saranno ovviamente trasmessi in diretta su Telepace 1 al canale 15. Veniamo adesso in diocesi, cercate di essere veramente giusti, è il tema della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che ha fatto da filo conduttore alle riflessioni proposte durante la veglia diocesana ospitata nella chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari. Il momento è stato animato dai rappresentanti delle varie confessioni cristiane e dal coro ecumenico del Tigullio. Vediamo.
Come è stato pensato questo momento? Ma ogni anno il momento della preghiera per l'unità nasce sempre da una proposta che viene pensata nel mondo da una comunità, quest'anno i cristiani dell'Indonesia. E sulla base appunto di questo schema di preghiera ci siamo incontrati non solo con la nostra commissione cattolica ma anche con i membri delle comunità evangeliche ortodosse presenti sul territorio e abbiamo appunto messo insieme così questa serata che è stata, direi, molto bella, molto sentita, dove la parola di Dio ha avuto proprio uno spazio notevole e anche un impatto forte. È molto importante che impariamo tutti insieme a affidare alla preghiera il nostro impegno per l'unità dei cristiani, non soltanto quando celebriamo la settimana. Per questo abbiamo distribuito un impegno per realizzare la giustizia e dovremo pregare per questo per tutto l'anno. E inoltre abbiamo dei testi che ci accompagneranno durante i mesi a seguire perché l'impegno per la preghiera per l'unità dei cristiani non sia fior di un giorno, ma sia un impegno costante della nostra vita ogni giorno. E domani si rinnova l'appuntamento con la Festa della Pace organizzata da Azione Cattolica Ragazzi della nostra diocesi. L'appuntamento è alle 10 nel seminario diocesano, alle 12 ci si sposterà nella vicina chiesa di San Giovanni Battista per la celebrazione della messa. La giornata poi proseguirà con il pranzo al sacco e la ripresa delle attività che si concluderanno intorno alle 16. Voltiamo pagina. Varo tecnico questa mattina negli stabilimenti Fincantieri di Riva Trigoso per la fregata europea multimissione Spartacos Kergat. La nuova unità è la nona di una serie di 10 commissionate dalla Marina Militare Italiana nell'ambito della cooperazione italo-francese. Vediamo. In nome di Dio, Nadia! È stata la signora Anna Rosa Aonzo Grillo, figlia della medaglia d'oro al valor militare Giuseppe Aonzo, a varare la Spartacos Kergat, la nona fregata multimissione Freme costruita nei cantieri di Riva Trigoso, che adesso raggiungerà lo stabilimento del Muggiano di La Spezia per il completamento dell'allestimento. Una unità, la nona, della serie di 10 commissionati a Fincantieri della Marina Militare, caratterizzata da una elevata flessibilità d'impiego, lunga 144 metri, larga quasi 20 e un dislocamento a pieno carico di circa 6.700 tonnellate. A bordo potrà ospitare fino a 200 persone per una velocità massima superiore ai 27 nodi. Gli interessi nazionali sono praticamente in tutto il mondo, nel mondo globalizzato, e quindi la presenza, la sorveglianza, la deterrenza, la diminuzione delle incertezze e dei rischi è fondamentale e le fregate sono le unità più indicate per poter svolgere queste missioni. Tante le autorità civili e militari presenti alla cerimonia del varo, disertata però dalla FIOM. La Federazione dei Metalmeccanici della CGIL ha voluto così esprimere la sua contrarietà nei confronti di un accordo con l'azienda relativo alla reperibilità sottoscritto dalle altre due sigle sindacali, ma sul quale non c'è stato confronto, in primis con i lavoratori. Hanno derogato sulla reperibilità dei lavoratori, che il contratto nazionale prevede 6 giorni su 7, quindi la vogliono applicare 7 giorni su 7. Ripeto, noi non è che non siamo favorevoli a questa modifica, vanno sentiti i lavoratori, sono loro che devono decidere se un accordo può essere giusto o sbagliato. A quel punto lì, se i lavoratori hanno mandato alle segreterie e all'RSU di firmare, noi siamo i primi a firmare gli accordi. Alla protesta della FIOM, durante il suo discorso, ha replicato l'amministratore delegato dei Fincantieri, Giuseppe Bono, che ha definito l'atteggiamento del sindacato sterile. Sapete qual è almeno quello che mi hanno spiegato, spero che me l'abbiano spiegato bene. Il motivo è che è stato firmato un accordo che è a vantaggio dei lavoratori ma anche dell'azienda e allora sembra che la FIOM sia arrabbiata perché c'è anche il vantaggio dell'azienda, come se l'azienda fosse terza rispetto alla FIOM e ai lavoratori, e l'azienda sono i lavoratori.
Il varo di questa mattina è stata anche l'occasione per fare il punto sulle iniziative per favorire l'occupazione all'interno dei cantieri Fincantieri. Al centro di un accordo siglato alcuni mesi fa, queste misure non sono state del tutto applicate, in particolare a Riva Trigoso, dove non è stato ancora aperto quello sportello che avrebbe dovuto far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro. Nei prossimi giorni però qualcosa dovrebbe muoversi. Sentiamo come. Per quanto riguarda la possibilità di assunzione anche per lavoratori del territorio, è già attivo uno sportello in questo senso? Allora, noi abbiamo utilizzato le moderne strutture informatiche, quindi informatizzando lo sportello fisico che è stato creato in altri cantieri, avendo poi sfruttando le caratteristiche della Regione Liguria, che è su 3 siti, quindi con uno sportello informatico riusciamo a unire le esigenze sia del cantiere di Sestri Ponente, quello di Spezia e quello di Riva Trigoso. In questo sportello vengono presentate le esigenze dirette di Fincantieri, cioè di figure che vengono assunte direttamente in Fincantieri, e le figure professionali che sono ricercate dalle ditte dell'indotto che hanno un carico di lavoro per i prossimi anni. Quindi questo sportello è già online, è già attivo, ci si può rivolgere? Questo sportello è online per la parte di Genova. Nel corso delle prossime settimane inseriremo le esigenze delle ditte dell'indotto del cantiere di Riva Trigoso, per poi proseguire anche con dei percorsi professionali in loco per reperire eventuali professionalità che non sono presenti nel territorio. Questa era una richiesta che c'era da tempo, in particolar modo per la formazione cosa contate di fare? Per la formazione contiamo di fare innanzitutto di recuperare quelle che sono le esigenze del territorio, quindi verificare quelle che sono le professionalità che non riusciamo a trovare e poi attivare attraverso poi la Regione dei percorsi formativi ad hoc per creare determinati percorsi professionali, ad esempio elettricisti o tutta una serie di professionalità che in questo momento non si trovano. Che pensate di farlo? Quello lo vedremo, nel senso che prima verifichiamo. Sul territorio verrà attivato a breve un corso per capi di bordo col villaggio del ragazzo, in analogia con altri percorsi professionali già svolti a Spezia con un altro ente di formazione e a Genova con ulteriori enti di formazione. Per partecipare a questi corsi cosa bisogna fare? Ma questo corso da capo prodotto, capo di bordo, è un bando pubblico, per cui ci saranno attraverso tutte le forme, che saranno le inserzioni sul giornali e così via, dei bandi per cui il singolo candidato potrà candidarsi, parteciperà a una selezione e verrà inserito in questo corso per poi essere assunto in Fincantieri. Work in Tourism è il nome dei nuovi corsi di formazione finanziati da Regione Liguria per favorire l'occupazione nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. A proporli 3 soggetti: Lavagna Sviluppo, CNOSFAP Liguria Toscana e Forma Impresa Liguria. In particolare saranno formate 3 figure: cuoco, cameriere e barman. Le lezioni si svolgeranno alla scuola alberghiera e all'Accademia della Marina Militare di Lavagna e all'Istituto Don Bosco di Valle Crosia a Imperia. Giovani e adulti disoccupati possono iscriversi entro il 7 di febbraio. Informazioni sul sito della scuola alberghiera di Lavagna. Il comitato Salviamo la Fontana Buona esprime preoccupazioni per l'ipotesi del gasdotto che attraverserebbe la valle. Pur essendo favorevole allo sviluppo e al benessere del territorio, viene chiesto di rivedere il percorso di questa infrastruttura. Il comitato auspica che i sindaci mettano davvero a conoscenza della popolazione l'ipotesi progettale di SNAM e chiedano un percorso del metadondotto meno impattante. A 3 anni di distanza, la vicenda del ricercatore morto al Cairo, Giulio Regeni, continua a interrogare. Una storia avvolta nel mistero sulla quale tuttavia non scende il sipario. Questo grazie all'impegno spontaneo di molte persone che, colpite dalla cruenza di questo delitto e da risposte mai arrivate, hanno dato vita ad un'associazione spontanea Verità per Giulio Regeni. A Chiavari l'anniversario è stato ricordato con una fiaccolata e una conferenza del giornalista Domenico Quirico sul tema dei diritti umani violati. Sentiamo. Ricordiamo Giulio a 3 anni esatti dalla scomparsa. Spero che gli anniversari non diventino 30, 40 o 100, come purtroppo, senza verità ovviamente, come avviene purtroppo in questo paese, in cui tutti vogliono la verità ma nessuno poi la va a cercare veramente. Dobbiamo non dimenticare. Questo sempre. È impossibile dimenticare. È una vicenda comunque stampata nella storia del XXI secolo, che purtroppo qualcuno vorrebbe dimenticare, anche da queste parti peraltro. Come dire, questa è una vicenda che è iniziata male nell'impostazione originaria, in cui alla perentorietà delle affermazioni vogliamo sapere tutto, eccetera, eccetera, è corrisposta una
uguale e contraria incapacità di utilizzare dei mezzi per ottenerlo. Non so cosa vi devo dire di più. Roberto, anche il gesto comunque a Chiavari c'è, insomma le persone partecipano. Sì, partecipano e sono contento di vedere tanti ragazzi in sala, una cosa che non era affatto scontata. Questo ci dà speranza non soltanto per ricordare Giulio, ma Giulio è il simbolo di tutti i diritti umani negati nel mondo, quindi è una battaglia civile che continua. È da portare sempre avanti anche con l'impegno della nostra gente qua. Assolutamente sì, il Tigullio ha dimostrato di avere una grande coscienza civile, soprattutto nelle scuole, nei giovani, dove la nostra associazione ha fatto un importante lavoro, e quindi è il caso di insistere. Perché quel giorno, 5 anni prima, tutto era cominciato. Piazza Tahrir, la rivoluzione, la caduta del regime di Hosni Mubarak, il sogno di una primavera che si era trasformata nel suo contrario. Andiamo sul nostro sito per una notizia su teleradiopace.com. Sta per prendere avvio il nuovo corso di accesso per volontari di Croce Rossa Italiana organizzato dai comitati di Chiavari e Lavagna. Gli aspiranti volontari saranno impegnati per un paio di ore 2 sere la settimana. Al termine sarà possibile acquisire la qualifica di volontario di Croce Rossa. Dopodiché chi vorrà potrà scegliere di proseguire con ulteriore formazione per prestare soccorsi sanitari su ambulanza. Le lezioni si svolgeranno nella sede del Comitato di Chiavari, che si trova in Salita Levaggi 6. Prima lezione martedì 5 febbraio alle 20:30. Per avere informazioni ci si può rivolgere ai numeri 0185 37 07 39 oppure 0185 32 19 19. Adesso nella nostra agenda gli appuntamenti in programma per domani e lunedì. Domenica 27 gennaio sarà possibile effettuare le donazioni di sangue, plasma e piastrine nella sede dell'Avis di Santa Margherita Ligure dalle 8 alle 12. Le donazioni di plasma e piastrine vengono eseguite previo appuntamento. Per informazioni 0185 28 79 49. Seconda giornata per il Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni che si svolge a Chiavari in via Rivarola, una ghiotta occasione per assaggiare specialità tipiche locali provenienti dalle varie regioni d'Italia. Appuntamento dalle 10 alle 20. In mattinata sarà possibile contribuire alla raccolta fondi promossa dall'associazione Raoul Follerot in occasione della 66esima giornata mondiale dei malati di lebbra. I volontari saranno di fronte alle chiese di San Siro, San Giacomo di Corte e Sant'Erasmo per offrire i barattoli di miele in cambio di un'offerta libera. Seconda prova del torneo SIOL di orientamento a partire dalle 10 a Recco. Il ritrovo è alla sede dell'Associazione Combattenti e Reduci in via Milano 14. Raccolta fondi per l'iniziativa di solidarietà La Luce di un Gesto a Sestri Levante. Dalle 15 alle casette rosse di via Primi, tombola, karaoke, trucca bimbi, cioccolata calda e merenda. Alle 17 all'Auditorium San Francesco di Chiavari si svolgerà un concerto per il Giorno della Memoria in 3 tempi. La giovanissima studentessa Michela Sola proporrà la colonna sonora del film Schindler's List al pianoforte. Andrea Bacchetti, accompagnato dalla superba Chamber Orchestra, eseguirà il concerto K503 di Mozart e infine il suggestivo capolavoro di Arnold Schoenberg, Notte trasfigurata, nella versione per orchestra d'archi del 1943. Secondo appuntamento con il concorso teatrale nazionale Carlo D'Apporto. Alle 21 al Teatro della Lavagnina di Sestri Levante, l'associazione culturale La Ribalta di Novara proporrà Aulularia di Plauto nell'adattamento di Roberto Lombardi. Lunedì 28 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, a partire dalle 10:30 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova, cerimonia istituzionale con la rappresentazione del ritorno al lager di Pino Petruzzelli, la premiazione delle classi vincitrici del concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione I giovani ricordano la Shoah e la consegna delle medaglie del Presidente della Repubblica Italiana a Gioachino Mattiuzzo, Enzo Narsetti ed Ettore Para, deportati ed internati nei lager nazisti. Gilberto Cormegna sarà il relatore della lezione di economia che si terrà a Villa Queirolo nell'ambito dei corsi dell'Accademia Culturale di Rapallo. Si parlerà del sistema monetario internazionale a partire dalle 16. Sempre alle 16, ma a Chiavari, nella Sala Livellara, lezione di Elvira Landò nell'ambito dei corsi di cultura. Si parlerà di filosofia e in particolare di Trotu, la prima donna medico vissuta nell'XI secolo, a cui sono attribuite 2 opere sulle malattie femminili e sui cosmetici.
Si potrà visitare fino al 9 febbraio la mostra Working Dogs, ovvero cani da lavoro, organizzata a Santa Margherita Ligure dalla Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente e dalla Proloco Terra e Mare. L'esposizione è allestita nell'atrio del Palazzo Comunale, si può visitare dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:30 e il lunedì e il venerdì anche al pomeriggio fino alle 17:30. Apriamo la pagina dello sport con il calcio, la Lega Pro, archiviata la sconfitta con l'Olbia, la Virtus Entella si sta preparando la sfida casalinga che la vedrà contrapposta al Cuneo. Fischio d'inizio domani alle 14:30 allo Stadio Comunale. Alla vigilia della gara la società biancoceleste ha ufficializzato l'arrivo di 2 nuovi giocatori. Il difensore Lorenzo Migliorelli, 20enne, acquisto a titolo temporaneo dall'Atalanta, e il centrocampista il Simone Iocolano, 30enne, anche in questo caso acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Monza. Nicolò Pagneltini lo ha intervistato. Cosa ti ha spinto a accettare la Corte dell'Entella? Beh, prima di tutto una grande società sotto tutti i punti di vista, ha costruito una squadra per vincere il campionato di ottimi giocatori, stanno facendo un gran campionato, la strada è ancora lunga, però le basi per fare davvero bene ci sono. Prima parte di stagione al Monza, quindi girone B, ti chiedo come vedi questo girone A invece, quindi come valuti l'Entella in questa griglia nelle posizioni alte della classifica? No, la vedo bene perché ti ripeto che è veramente una squadra molto molto competitiva in tutti i reparti, un allenatore che conosce bene la categoria e che sa mettere in campo la squadra migliore per affrontare le partite, quindi penso che ancora, dato che ci sono delle partite ancora da recuperare, si possa scalare ancora qualche punto, qualche posizione. Le tue doti si conoscono bene, ti chiedo, preferisci giocare trequartista, mezzala, come ti vedi in questa Entella? Ma io preferisco giocare, giuro, veramente vengo da un periodo un po' così e ho voglia di giocare, ho voglia di mettermi in mostra, di tornare a fare quello che ho sempre fatto, e mi metterò a disposizione completa del mister che mi voglia far giocare mezzala, trequartista o esterno. Vorrò dare il mio contributo al 110%. Ultima domenica ovviamente già si gioca, come stai? Potresti debuttare? Questo non lo so, sì, fisicamente sto bene, mi sono sempre allenato, ho giocato fino a martedì, quindi io sono a disposizione completa, poi sarà il mister a decidere. Si sono giocati match di pallanuoto per la 1 maschile, la Pro Recco ha battuto il Posillipo per 15-6, in Serie A2 maschile nella piscina del Parco Tigullio di Lavagna, il Lavagna 90 ha battuto 9-5 il Padova. In B maschile Arenzano Rapallonuoto è finita 14-5, sconfitto anche il Chiavarinuoto, ospite a Sestri Ponente, la partita è finita per 10-6. E lo sport conclude questa edizione di Tigullio Oggi, l'informazione torna lunedì mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. Continua sul nostro sito internet teleradioppace.com e sul canale 187. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e buona domenica.